del vantaggio, la rete da 3 punti di Nicola Martinelli, che regala così al Corato la prima vittoria nel campionato di eccellenza. Corato batte Francavilla 3-2, questa è la cronaca. Positivo per il Corato, che alla sua prima nel campionato di eccellenza mette a frutto il suo impegno nel primo tempo e la determinazione del finale per incamerare i suoi primi 3 punti a danno di un Francavilla che solo nella ripresa è riuscito a contenere la formazione di casa. Forse anche le scelte del tecnico brindisino De Gregorio non sono state giuste all'inizio, tanto da modificare l'11 a sua disposizione già nel primo tempo con 2 cambi. Il Corato ha invece scelto gli uomini giusti per affrontare il quotato Francavilla. L'avvio è quello dei migliori, con Schirone che al settimo direttamente da calcio di punizione insacca le spalle di un insicuro Almeida. La risposta del Francavilla arriva dopo 60 secondi con il cross di Maiorino dalla sinistra, colpo di testa di Tartaglia e buona risposta di Di Vincenzo. Al 34esimo Martinelli sfugge al suo avversario, ma l'azione è probabilmente iniziata da fuorigioco e il gol viene annullato. Per quello regolare bisogna però attendere 5 minuti, quando sempre su una punizione di Schirone la sfera giunge a Musti che da fuori aria raddoppia. Nel secondo tempo succede poco, ma quel poco è pesante, con le 2 reti del Francavilla e il gol partita del Corato. Il Corato nel frattempo perde Curci espulso.
Al 27 sul calcio d'angolo Antico svetta e insacca. E al 32esimo Cagliano dal limite fulmina Di Vincenzo per il momentaneo pareggio. Questo è sport. Se forma è sport. Sport. Il Corato non demorde e in parità numerica per l'espulsione di Cagliano al 39esimo realizza il gol da 3 punti con Martinelli bravo ad insaccare con un preciso pallonetto.